Amici sportivi, una buonasera dal Palacicogna. Came Treviso, Eco City Genzano, per voi per la 23esima giornata del campionato di Serie A Futsal Serie a Ponzano Veneto, a 2 passi da Treviso. Le due formazioni sono appena entrate in campo, vedete dalla nostra telecamera l'inquadratura totale dell'impianto di Ponzano Veneto. Gli arbitri sono Nicola Lacrimini, Daniele Filannino, Antonio Di Mundo, il crono quest'ultimo, il 5 battuto dai giocatori sulle mani degli arbitri protagonisti di questo match. Andiamo subito a vederli. Per quanto riguarda la formazione ospite abbiamo Zaccagnini, Romano, Lara, Taddeo, De Oliveira, Di Ponto, Bissoni, Taborda, Siddi, Nem, Micheletto, Fantesele, coach David Marin. Qui inquadrata invece la formazione di casa, che con Silvio Rocha si giocherà questa partita con Pietrangelo, Alex, Luis Felipe, Musumeci, Giappavera, Fior di guida, Sai, Perazzetta, Azzoni, Donin. L'allenatore è appunto Silvio Rocha. Per quanto riguarda la formazione ospite non ci sono e sono quindi indisponibili Fusari, Mammarella e Brunelli. Una partita che mette a disposizione punti importanti per quanto riguarda la classifica e sicuramente dal punto di vista della formazione ospite vorrebbe dire rimanere agganciata in caso di vittoria alle primissime posizioni. Per quanto riguarda la Came Treviso a quota 26, un eventuale successo rilancerebbe almeno per una serata la formazione trevigiana verso i primi 8 posti. Attualmente all'8° posto c'è il Sandro Abate a quota 32. È quasi tutto pronto per l'inizio del match. Sul punto di battuta vediamo il numero 11 De Oliveira, un giocatore insomma molto conosciuto dalla grande esperienza. L'arbitro sta guardando il proprio collega del crono, imbocca il fischietto e partiti quindi con questo match. Pallone che viene alzato, il colpo di testa di Azzoni, rimbalzo sul parquet del Palacicogna, in possesso ancora da parte della formazione ospite che cerca di trovare spazio con Nem. Poi la palla nuovamente per capitano Sergio Romano. De Oliveira nuovamente il capitano della squadra ospite, il tocco anticipo di Alex, ma la fase difensiva consente comunque nuovamente il possesso di palla da parte della squadra dell'Eco City Futsal Genzano, con ancora questa serie di passaggi, l'anticipo, il pallone che arriva tra i piedi di Alex direttamente di Mancino. Il numero 7 cerca la porta avversaria ma nessun problema per Di Ponto, il portiere con la maglia numero 12, che ora consegna subito la sfera a Nem. Su di lui c'è Alex, il pressing alto da parte di Giappa, attenzione, c'è un contatto sul pivot della formazione trevigiana, le proteste, ma l'arbitro fa continuare poi l'uscita in anticipo fuori dalla propria area di rigore da parte di Pietrangelo. Primi secondi di gioco, siamo già a 70 secondi di gioco effettuati, il pallone che ora è a disposizione di Nem che lo mette sulla sinistra, poi ancora la palla gestita dalla formazione ospite con Nem. Nem cerca di andarsene via, ancora alta la pressione da parte della Came. Pallone centrale per Romano che ora si sposta sull'auto di destra
controllata la sua progressione difensivamente parlando dalla numero 22 Donin, e quindi pallone che finisce in rimessa laterale. Può ripartire l'azione dei padroni di casa con il numero 22, partenza dal basso con Pietrangelo che poi lancia l'uscita del portiere, in qualche modo la palla arriva a Wolex e poi il puntone classico da calcio a 5 di Wolex, con ancora la palla che esce abbondantemente alla destra del portiere avversario. Rilancio con le mani, nuovamente in gioco con De Oliveira, palla che è recuperata però dalla Kame con Wolex, pallone all'indietro per Pietrangelo, lancio teso verso il Capitan Giappa, ma pallone troppo distante per il numero 12. 0-0 in questi poco più di 2 minuti di gioco qui alla Pala Cicogna, con la partita che la sta facendo decisamente, almeno questo è il tentativo, la squadra di coach David Marin. Cerca di adottare un po' l'aggressività alta per recuperare il pallone immediatamente dalle porte della porta avversaria la squadra di Silvio Rocha, che ora imbastisce questa azione, ma la palla ritorna nuovamente in possesso della squadra in maglia verde, che prova nuovamente con De Oliveira. Nem largo sulla destra, salta bene l'uomo, mette in mezzo, tutto solo, e la possibilità della rete, il vantaggio con De Oliveira, lasciato colpevolmente solo al limite dell'area di rigore, e quindi a 17-18 dal termine del primo tempo rivediamo l'azione. Ha avuto tutto il tempo per girarsi, e il destro vincente quindi del giocatore con la maglia 11 De Oliveira. Insomma, troppo spazio, come avete visto anche nel replay, concesso dalla difesa della Kame, e ancora De Oliveira che cerca di andarsene via. Il pallone preso, agganciato da Wolex, che col mancino serve Donin, poi palla sbagliata, e quindi sostanzialmente nel primo tentativo verso la porta avversaria la squadra allenata da David Marin è riuscita a sbloccare il risultato, quindi 0-1, partita in salita. Alla vigilia si sapeva che insomma questa sarebbe stata una partita decisamente difficile per quanto riguarda la formazione bianco-blu trevigiana. Non c'è stato per ora alcun cambio né da una parte né dall'altra, si prosegue con i quintetti iniziali. Donin parte al sinistro e pallone che lambisce il montante della porta. Brividi questa volta da parte dell'estremo difensore di Ponto. Rivediamo nel replay il calcio dritto per dritto partito dal piede sinistro di Donin, ma risultato che rimane con il vantaggio della formazione del Genzano. Ora dall'altra parte Giappa avrebbe trovato libero Wolex, ma si era portato già qualche metro in avanti, e quindi questa azione ben definita in velocità dalla Kame si spegne sul fondo. Pallone che è ripreso con le mani da Di Ponto, consegnato a Nem. Il pressing, eccole qua le prime, i primi cambi con Di Guida che ora viene servito. Parte il tiro del numero 14, inquadrato in primo piano dalla nostra regia. C'è il corner con Luis Felipe, entrato anche lui, cerca di girarsi Giappa, pallone calciato che si alza e va vicinissima nuovamente alla pareggio la formazione di Treviso, ma ancora una volta pallone che non trova lo specchio della porta e quindi finisce sul fondo
Appena subito il gol, il Kame si è subito riversato nella metà campo avversaria per cercare di trovare subito la rete del pareggio. Luis, Walex, ancora Luis in posizione centrale. Pallone intercettato da Nem sulla possibilità di verticalizzazione. Giappa mette a terra il pallone, poi cerca di servire Luis, il pallone arriva, parte il tiro, nessuna deviazione e si riprenderà con la rimessa dal fondo. 15:25. Fantesele, eccolo qui, al posto di Nem con il numero 99, la consegna del Fratino, pallone recuperato da Walex, Giappa e il pallone che non arriva per un soffio di ritorno. Giappa avrebbe potuto calciare direttamente in porta, ha preferito l'ultimo assist, il cioccolatino per Walex, ma è andato indigesto e quindi nulla di fatto. Ancora vantaggio da parte dell'Eco City Genzano. 3 occasioni abbiamo contato sino ad ora, chiare e nette, da possibilità del pareggio da parte della Kame Treviso, che non è ancora riuscita a riequilibrare nuovamente il risultato che si è sbloccato dopo 2 minuti e 42 con la rete di De Oliveira. Da lontano di Guida, pallone toccato, si alza sopra la traversa. Nuovamente in attacco la formazione bianco-blu, si richiede l'attrezzo, il pallone da parte dell'arbitro, rivediamo, di piatto destro, l'impatto con la sfera, pallone che si alza, Walex, e questa volta ci mette le mani veramente di Ponto, non si fa sorprendere da questo tiro centrale da parte del giocatore della Kame, ancora una volta incredibile, e questo si tratta veramente di sfortuna. Gol praticamente fatto, pallone che finisce sul palo e poi sulla ribattuta Giappa mette fuori la sfera. Incredibile situazione che si è andata a creare in questi ultimi minuti di gioco, negli ultimi 3 minuti di partita, praticamente anche meno. Insomma, abbiamo visto una Kame assolutamente vogliosa di pareggiare, ma non c'è riuscita, ha sbagliato tantissimo. Clamorosa poi l'ultima situazione con Giappa che colpisce sotto porta e poi nella ribattuta mette fuori. Vediamo le 2 panchine inquadrate con Davide Marin che dà indicazioni, evidentemente non gli è piaciuta, per questo ha chiamato il time out, la situazione che si è andata a creare dopo ecco, rivediamo poi anche questo tentativo di passaggio di ritorno e poi ancora una volta il tiro di Guida che si è alzato sopra la traversa e infine la clamorosa occasione. Questo è il tiro di Walex e poi sul secondo palo è clamoroso il tentativo che è andato a vuoto. Quindi situazione di Eco City Genzano 1, Kame Treviso 0 qui al Palacicogna. Entra intanto in campo Musumeci al posto di Giappa, consolato dal suo allenatore, il pivot della Kame. Pietrangelo per Loris di Guida, sulla destra per Luis Filipe. Walex perde il pallone, veramente sciocco da parte del Kame perdere in quel modo la sfera vicino alla propria area di porta. Poi c'è questo tentativo di tiro di Fantesele, pallone che finisce sul fondo. Pietrangelo consegna il pallone per destinazione di ripresa del gioco di Walex. Loris di Guida, ancora cambio di fronte sulla banda di destra, fronteggiato da Fantesele. Musumeci lotta, pallone che gli viene rubato, ripartenza da parte dell'Eco City
ma la chiusura ottima da parte dei padroni di casa, che incitati dal pubblico bianco-blu sta cercando insomma di rimettere le cose a posto in questa fase del match, che la vede soccombere per 1-0. Di Guida porta avanti il pallone, poi c'è questo tiro, ha danzato un po' sulla sfera il numero 14 e poi ha trovato questo tiro debole, forse un passaggio al centro dell'area di rigore avversaria, ma non è riuscito a trovare la possibile collaborazione. Lo stesso Di Guida mette in mezzo il pallone, Musumeci quasi da posizione di coccodrillo, calcisticamente parlando, si è messo col corpo a difesa della propria porta, il giocatore ospite non consentendo a Musumeci di andare a pareggiare i conti di questo match. Micheletto di sinistro, il pallone che sfiora il palo vicino al 2-0 con il proprio numero 77. Zanotto Micheletto, classe 1999, il rilancio recuperato, la palla da Lara, pallone che finisce fuori. Musumeci, il velo per Di Guida, c'è stata una deviazione secondo l'arbitro, non sono d'accordo i giocatori in maglia verde, ma sta di fatto che si riprenderà con il corner. Musumeci, Luis Felipe prende la rincorsa e poi palla che finisce sul fondo, risultato che rimane ancora sullo 0-1. Pochissime volte in questi minuti che si è affacciata nella zona di attacco la squadra ospite, ma quando l'ha fatto veramente in maniera molto pericolosa. Serie di passaggi con protagonista ora Donin, pallone in verticale per Musumeci, Loris Di Guida, palla messa in mezzo ancora con Musumeci che perde l'attimo per agganciare il pallone che gli sfugge e finisce fuori dal rettangolo di gioco. 12:47 al termine del primo tempo. Serie di passaggi, il solito pressing di Di Guida, esce bene l'Eco City con la possibilità di portarsi in avanti, tentata da Fanteselli, la chiusura da parte di Luis Felipe che non gli permette di entrare in zona rossa. Bissoni, l'anticipo, una carambola che comunque finisce per favorire il giocatore della Came. Di Guida, Donin, attenzione perché è alto il pressing anche da parte del Genzano. C'è il primo fallo della partita, poco meno di 8 minuti dall'inizio. Si va a asciugare con dovizia il parquet. Donin, verticalizzazione per Musumeci, porta avanti il pallone, il sinistro, poi ancora sulla ribattuta, si lotta su questa palla, in qualche modo la mette in mezzo, ma è pronto l'autore del gol con il quale si è sbloccata questa partita, De Oliveira. Intanto c'è il tentativo di De Oliveira ed il pallone che in qualche modo finisce in porta alle spalle di Pietrangelo, e quindi quando siamo a 11:54 arriva la doppietta di De Oliveira. Sfortunata in questa occasione la squadra della Came, che si trova a dover ora rimontare 2 reti. Rivediamo un po' di fortuna, quella che è mancata sino ad ora alla Came è andata tutta dalla parte della formazione ospite. 2-0 per quanto riguarda la
Squadra qui inquadrata con David Marin che sta dando ancora indicazioni, insomma molto cinica alla fine in questi minuti di gioco, poco più di 8 minuti e 6, l'orario esatto in cui, il tempo esatto in cui è arrivata la doppietta dell'Eco City Genzano. Prova a discutere, a dare indicazioni Rocha ai suoi. È chiaro che è una questione di continuare così e di essere un po' più produttivi quando si è dalle parti della porta avversaria, perché di azioni ne ha costruite molte la Cam, solo che poi alla fine è ancora a quota zero, mentre gli avversari sono già a 2 reti realizzate in poco più di 8 minuti di questo match alla Palaciconia di Treviso. In questo particolare venerdì sera, visto e considerato che di solito la squadra della Came gioca il sabato pomeriggio, a meno di altre situazioni dettate dal calendario, ma siccome l'impianto questo weekend deve essere a disposizione di una manifestazione, la squadra del calcio a 5 ha anticipato a questa sera il match. Donin, rincorsa lunghissima, classica da calcio a 5, vediamo il tiro, ci ha battato questo sinistro, si poteva fare decisamente meglio. Palla che è uscita. In questa serata si giocano anche altre partite per questa 23esima giornata. Vediamo così di darvi tra poco anche qualche risultato. Una finale: la Roma 1927 ha battuto l'L84 Torino per 4-3. È in corso anche a Cosenza il match contro il Benevento calcio a 5, il risultato è di 1-1. Qui è iniziata la partita alle ore 20, mentre quella che vi stiamo raccontando appunto è iniziata alle ore 20:30. La Roma con questo successo è andata sostanzialmente a prendere il 45esimo punto e quindi a rimanere ben salda al quarto posto dopo appunto 23 giornate, 14 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. Questo è il ruolino di marcia da parte della compagine giallorossa. Ma andiamo nuovamente in cronaca a vedere le sorti di questo match, con il possesso di palla nuovamente dell'Eco City, il solito pressing della Came. Romano, ottimo per Nem, gli applausi da parte del pubblico di Fede Genzano. Ovviamente stiamo parlando più che altro di staff tecnico, panchina e accompagnatori. Lungo il rilancio, forse un tocco col braccio da parte di Giappa, comunque l'arbitro fa proseguire. Siamo quasi alla conclusione del primo quarto di questa partita, con Nem che danza sul sinistro, poi Romano, serie di passaggi, poi ora la palla che è ribattuta da Pietrangelo e poi in qualche modo è recuperata con le mani al limite dell'area di rigore dallo stesso numero 1 bianco-blu. Donin indeciso da farsi a Zoni per Giappa, mette a terra il pallone. Donin calcia direttamente la chiusura, poi Romano in qualche modo per Nem si accentra, salta un paio di avversari, pallone che arriva ancora sulla destra per Romano che salta l'avversario, Azzoni gli chiude la strada, mette il pallone in rimessa laterale. Romano interloquisce con Taborda che è dall'altra parte del campo centrale, Nem sul cerchio centrale del campo,
viene servito proprio il numero 27, poi Taborda, su di lui c'è Donin, il passaggio per De Oliveira, Azzoni lo francobolla, lo scarico all'indietro per Nem, ancora si cambia banda per Romano, centralmente per Nem, pallone che arriva al portiere che chiaramente deve rilanciarlo, quindi sfera recuperata dai padroni di casa che provano con Azzoni, parte il tiro, finisce tra i piedi di Pablo Taborda, classe 1986. Pallone consegnato dal pubblico a Donin. Del Gaudio porta avanti il pallone, parte il sinistro sul primo palo, pronta la risposta da parte del portiere, palla che finisce nuovamente fuori, rimessa laterale per Azzoni. Donin è il giocatore pronto a ricevere il pallone, su di lui c'è Romano, cerca di saltarlo, Donin, parte il tiro, c'è stata la chiusura mi sembra di Taborda che è andato ad aiutare il portiere su questo tiro del numero 22 della Came. Rivediamo, mi pare che appunto ci sia stato Taborda, Giappa verticalmente, attenzione in contropiede, il tiro è arrivata in zona regia, il pallone, paura un po' per le nostre telecamere. Abbiamo già avuto delle situazioni in passato in altri palasport nel quale il pallone ha centrato direttamente la telecamera. Intanto vediamo Nem, Taborda, Romano, pallone lungo per Siddi, anticipato, ottima azione del Gaudio che prova ad andarsene via tutto solo in mezzo alla squadra avversaria che gli fa il torello. Nem, lo sganciamento per pallone filtrante da parte di Taborda in mezzo all'area di rigore. Comunque splendida l'azione da parte della formazione ospite, in particolare il torello fatto sul giocatore della Came. Grande capacità tecnica in possesso da parte dei giocatori dell'Eco City. Nem, Taborda cerca l'anticipazione, è costretto un po' ad anticipare i tempi quindi l'avversario, ed entra in scena anche Perazzetta col suo numero 17. Perazzetta, Walex, Azzoni, pallone per Walex, il tiro, la grandissima risposta incredibile da parte del portiere di Ponto che ha letteralmente salvato la propria porta, è andato a togliere sulla linea di porta, vedete come è riuscito ad allungarsi sulla sinistra il portiere. Attenzione perché qui stava per arrivare addirittura un autogol, ha dovuto allungare il piede destro, il portiere ha dovuto salvare. È stata quasi l'azione più pericolosa se non fosse per il tiro precedente. Perazzetta, più una trasformazione rugbistica che un calcio diretto in porta. 7:15 al termine della prima frazione di gioco, con gli uomini di Davide Marina in vantaggio per 2-0. Siddi, Fantesele, parte il tiro e questa volta ci deve mettere le mani Pietrangelo per dire no a questo tentativo del numero 99, servito sulla destra, pallone centrale. Non difficile l'intervento da parte del portiere della Came. Intanto solito pallone filtrante a cercare il giocatore sul secondo palo, l'anticipo questa volta su Bissoni, si riprende dall'altra parte, è pronto Romano, pallone alto, il tiro di Fantesele e poi la rete da parte
di Sergio Romano e siamo sullo 0-3 dopo 13 minuti di gioco. Troppo facile anche in questa occasione. A 7 minuti dal termine, 3-0, con grande facilità quando si affaccia nell'area di rigore avversaria. L'Eco City Genzano trova sempre il modo per piazzare il punto esclamativo, mentre tantissime occasioni per la Kame, ma niente da fare, imprecisione, un po' di sfortuna, bravura del portiere, quello che volete, ma il pallone non entra. 6-26, ora ci riprova nuovamente la Kame, c'è un fallo per intervento falloso e anche un cartellino giallo per Fantesele. Il giallo, il primo della partita, il terzo fallo del match. Per ora la Kame non ne ha realizzato, non ne ha fatti uno di falli. Ecco, attenzione che si besticcia. Ed ora Alex mette il pallone sul punto indicato dall'arbitro. Vediamo se ci sarà un tiro diretto in porta oppure un passaggio per Luis Felipe, ad esempio, qui smarcato sulla sinistra. Alex parte il sinistro, infatti Luis Felipe parte il tiro alla rete! Avevamo letto le intenzioni da parte della Kame, è arrivato il gol della formazione bianco-blu con la rete di Luis Felipe a 6:19 dal termine del primo tempo. Rivediamo, pallone che viene calciato di interno destro e quindi risultato di 1-3. E questa volta lo schema è stato eseguito alla perfezione dagli uomini di Silvio Rocha. Alex, Luis Felipe, autore della rete della Kame Treviso. Si rialza un po' il volume dei tifosi di casa, con la Kame che costantemente attacca. Lo ha fatto praticamente sempre dall'inizio, soprattutto dopo aver subito la prima rete, la formazione ospite. Perazzetta porta avanti il pallone, prova a calciare di destro, la velocità di Micheletto e poi palla che è a disposizione nuovamente per questa rimessa laterale. Vediamo pallone per Bissoni, il numero 13. Bissoni guarda alla disposizione dei propri compagni, poi cede il pallone in qualche modo in avanti, palla che rimane lì e viene recuperata dalla formazione ospite. Ancora se la porta in giro Micheletto. Bissoni era fermo sul secondo palo in attesa di ricevere il pallone da Fantesele. Si è riversata tutta in avanti la squadra dell'Eco City Genzano. Abbiamo sentito in sottofondo dalla panchina richiedere un po' di maggiore copertura in fase difensiva. Alex può ripartire, attenzione, Alex in velocità di guida, si lancia, palla calciata direttamente Pietrangelo prova il tiro e non trova la porta, quindi era l'unica possibilità effettiva per non dare possibilità di ripartenza in caso di ritorno di possesso di palla con la difesa scoperta da parte della Kame.
Intanto in qualche modo libera dalla propria area di rigore il pallone l'Eco City, ma c'è ancora Walex, il tiro al palo clamoroso, ma c'era un fallo, non abbiamo capito cosa sia successo. Pallone forse l'arbitro aveva interpretato male l'azione e aveva fischiato, probabilmente pensava che fosse andato sul fondo. Cerchiamo di capire un po' cosa sia successo. Comunque sta di fatto che la palla viene consegnata ai giocatori della formazione ospite e poi riconsegnata a quelli della Camera. Vabbè, vediamo Di Guida che consente a Fontesele di riprendere in mano le operazioni. Micheletto, pallone recuperato da Giappa, cespica un po' il pivot. Giappa, il capitano sulla destra per Luis Filipe, autore della rete, ancora Luis Filipe, il rimbalzo e il tiro, la parata da parte di Di Ponto, incredibile. Quante azioni rivediamo nel replay, con il primo con il corpo e poi con le mani mette il pallone in angolo, il portiere della formazione ospite. Diversi giocatori a terra, vediamo che c'è De Oliveira che si sta sistemando gli scarpini, tutto a posto, si rialza il numero 11, pallone messo sul primo palo, ribattuto dalla difesa di Genzano. Walex, Luis Felipe, numero 8, ancora Walex, porta avanti il pallone, classica azione di Walex, poi si accentra, pallone giocato con Di Guida, cerca lo spazio Di Guida, palla ancora per Walex, fronteggiato da De Oliveira, ancora Walex in qualche modo sposta il pallone sulla sinistra, pallone messo in mezzo, ha cercato De Oliveira di mantenerlo in campo arpionandolo, ma la palla finisce fuori. Avete visto con il surplus ciclistico quasi da parte di Walex nell'occasione. A 3:28 andiamo a vedere questa fase finale del primo tempo con Walex per Di Guida, ancora Walex, su di lui c'è nuovamente De Oliveira che cerca di bloccarlo in qualche modo, soprattutto nella possibilità di calciare direttamente, e poi palla che finisce fuori, anche grazie al raddoppio arrivato successivamente sul tentativo del giocatore della Came. Viene abbracciato questa non l'hanno proprio vista gli arbitri, ci dispiace, ma quando le cose sono viste in un certo modo, in maniera scorretta, lo diciamo. Intanto De Oliveira, pallone che è a favore ora della squadra ospite. Nem, posizione centrale, Nem, palla per De Oliveira, pallone per il tentativo da parte di Micheletto, nuovamente ancora in possesso di palla Micheletto, palla sul primo palo, la risposta di Pietrangelo che in questa fase della partita ha dovuto intervenire per un paio di volte in maniera consecutiva. Cerca di trovare nuovamente la via della rete, Nem
mette il piede, sperava che il pallone rimanesse un po' più basso, invece si è alzato. Nulla di fatto per questa fase della partita, con protagonista la squadra di Marina David in attacco. Ci prova ora nuovamente la Kame, pallone troppo lontano per Musumeci. Musumeci Gaetano, classe 1998. Musumeci, eccolo qui, in possesso di palla per Walex, cerca la percussione centrale, non riesce ad entrare in area di rigore avversario. Ora c'è Micheletto con De Oliveira, capisce tutto Walex, la chiusura di Nem che interrompe l'incursione con gli applausi della panchina dell'Eco City. Azzoni, pallone per Azzoni, bella questa palla, si decentra però troppo il giocatore e poi calcia, ci mette il piatto destro il portiere dell'Eco City per consegnare il corner, sul quale ora andrà a mettere a disposizione il pallone ai compagni il numero 22 Donin. Donin è pronto per Walex, il tiro, e c'è stata una deviazione. L'arbitro consegna il corner, questa volta sarà battuto dalla sinistra, chiama lo schema Walex, pallone per Musumeci, parte il tiro, il colpo di testa ad anticipare Walex da parte di De Oliveira, posizionato sul secondo palo proprio per anticipare l'avversario, che è pronto questa volta con una rimessa laterale a mettere in mezzo il pallone. Nem può ripartire ma non ci riesce. 96 secondi al termine del primo tempo, risultato che vede la formazione di casa sotto di 2 reti. Dal comunque 0-3 siamo passati all'1-3. Azzoni, Walex, palla recuperata da Nem, Donin prende lui il pallone, Azzoni sbaglia il passaggio, Azzoni, De Oliveira, e dopo questa volta Azzoni riesce comunque in qualche modo ad evitare l'ulteriore beffa in questo risultato. Attenzione, c'è un intervento falloso sul portiere da parte di De Oliveira. Pietrangelo viene toccato dall'autore delle prime 2 reti, lo rivediamo nel replay di Italo Morao, come sempre puntuale la regia. Musumeci anzi Del Gaudio, Azzoni, eccolo qua Musumeci, si porta fuori il pallone dal rettangolo di gioco, nulla di fatto. Meno di un minuto al termine del primo tempo. Nem, Romano, il capitano, cerca di andarsene via a Del Gaudio, poi cerca di ritornare, però c'è il pallone calciato, presa alta. De Oliveira sperava che ci fosse qualche compagno a traino della sua azione, troppo tardi l'arrivo di Romano, e quindi riprende la possibilità di uno degli ultimi attacchi in verticale, palla che non arriva alle spalle verso Musumeci, che era pronto in agguato a ricevere il pallone, ma è stato bravo Taborda, che ora è in possesso di palla, ad anticiparlo. Romano, pallone recuperato, attenzione, la possibilità per Donin, e c'è stata una spinta verso Donin, per l'arbitro è tutto regolare, vediamo, ha cercato di prenderlo per un braccio Romano. Mancano pochissimi secondi al termine del primo tempo e arriva ora
la sirena che manda le due formazioni all'interno degli spogliatoi. Primo tempo che si conclude con l'Eco City Futsal Genzano in vantaggio per 3-1 qui al Palaciconia contro i padroni di casa della Came Treviso. Per ora è tutto, ci sentiamo ad inizio ripresa.
Ed eccoci qua nuovamente in attesa dell'inizio della ripresa di questo match tra la Camel e Echo City. Come vedete dalla nostra sovraimpressione, il vantaggio della formazione ospite per 3-1. Andiamo a vedere come di consueto le reti negli highlights preparati da Italo Morao. Il primo gol con la rete di De Oliveira, la prima di questa partita, perché poi arriva anche la seconda su questo bel passaggio e poi un po' fortunoso il pallone che si insacca. E successivamente la rete ancora qui con un rimpallo che favorisce l'arrivo di Romano, lo 0-3, e qui la marcatura, l'unica della serata per ora, dopo 20 minuti di gioco da parte della squadra di Silvio Rocha. Quindi punteggio di 1-3, tutto pronto per l'inizio di questi secondi 20 minuti. Si attende ancora qualche istante che tutti quanti siano al loro posto in panchina. L'arbitro va a controllare sia da una parte che dall'altra che ci siano tutti. Qui inquadrato Giappa, che si è, possiamo dirlo, mangiato un gol già fatto, perché la Came è ben vero che è sotto di 2 reti, ma di azioni pericolose ne ha costruite davvero tantissime. È un po' bugiardo come risultato, certamente grande capacità tecnica degli uomini di David Marin, ma il numero, la quantità elaborata, diciamo, da quelli invece di Silvio Rocha potevano fare sicuramente qualcosa di più in termini di marcature. Stiamo ancora aspettando che inizi il secondo tempo, non abbiamo ancora ben capito il motivo di questa attesa. Si va a controllare da una parte e dall'altra. Intanto vi possiamo dare anche l'altro finale della partita, anzi non è ancora finale, è ancora in corso, diciamo. Il match a Cosenza, il Benevento sta vincendo per 4-2, invece è terminata la partita di Roma 1927 contro l'84 Torino. Intanto dopo pochissimi secondi arriva nuovamente un'azione decisamente pericolosa costruita dalla Came. Lo rivediamo, Donin, il tiro, la deviazione con il pallone che si stava per insaccare alle spalle di Edoardo Di Ponto, il numero 12, l'estremo difensore della formazione, che ora deve difendere. Walex si mette le mani tra i capelli perché c'era stata questa buona opportunità di inserimento, appena un paio di passi all'interno dell'area di rigore, e ora Di Ponto con Taborda. L'ultimo tocco è di Giappa, cerca insomma di mettere come consueta pressione sin dal primo tocco. Ecco qui, rivedete Donin su Taborda, poi Giappa su Romano, pallone che viene deviato dal capitano e quindi può uscire da questa fase dalla propria metà campo con Taborda. Poi ecco, vedete ancora sbagli Nem su Romano, pallone calciato direttamente fuori. Walex che cede il pallone ad Azzoni, ancora Walex, torna indietro Donin, ultimo uomo, poi si sgancia sulla destra Donin, vediamo se tira, parte il tiro, trova il corpo di Nem, pallone che finisce in rimessa laterale in zona d'attacco, quindi per ancora la formazione bianco-blu, che ha la possibilità con Walex di mettere il pallone in mezzo per Azzoni. Azzoni, parte il tiro, l'ultimo tocco è del numero 4 Romano. Azzoni
per Donin, parte il tiro e c'è forse il fallo, infatti così, il primo fallo della partita praticamente. Giappa nel tentativo di prendere l'eventuale possibilità di tap-in ha messo a terra l'avversario e quindi c'è il calcio di punizione. Ancora pressing alto Valex che ha tentato di intercettare il pallone per renderlo subito un assist, ma non c'è riuscito. Pietrangelo deve uscire dalla propria porta perché era rimasto solo dalla parte destra. Nem pronto a ricevere il pallone, ha capito tutto il portiere della Kame e sostanzialmente è intervenuto. 1 minuto e 10 secondi che se ne sono andati anche in questa ripresa dopo l'intervallo, risultato che è ancora sull'1-3 dopo i primi 20 minuti di gioco. Valex per Donin, si porta avanti il pallone, poi c'è il tiro, la chiusura di Taborda, ben posizionato all'interno della propria area di rigore. De Oliveira, Taborda, passaggio ancora per Taborda, De Oliveira, passaggio per Taborda alle diagonali. Ben costruita questa azione ma non efficace la conclusione finale del numero 14 che ora si trova proprio di fronte alla panchina avversaria. Valex, Donin, Giappa, ancora per Donin, pallone per Azzoni, Azzoni prova il tiro, pallone che si alza, in qualche modo viene toccato da Nem e poi il tentativo ancora Giappa, forse un colpo con il braccio di Giappa, l'arbitro fa proseguire. Giappa, la chiusura ancora Giappa, scivola, Donin, parte il tiro e con le mani la palla che viene messa sul fondo e quindi con il successivo corner, il replay su questo tentativo da parte della formazione bianco-blu e poi il tiro. C'è un calcio di punizione, un fallo di Giappa. C'era stato questo tiro che era finito nuovamente sulla traversa, ma gioco fermo. Taborda, Valex non fa ripartire subito l'azione della formazione. Ecco, rivediamo, praticamente ha spinto il giocatore Giappa. Vediamo tanto Valex con De Oliveira che viene ammonito. E questa volta gli arbitri fischiano il calcio di punizione a favore dei padroni di casa. E quindi per i romani c'è questa necessità di difendersi per questo calcio di punizione. Abbiamo visto nel primo tempo da una posizione un po' differente che è arrivato il gol di Luis Felipe. Vedremo se verrà adottato lo stesso schema o ci sarà il tiro direttamente in porta di Valex. Questa volta è così, ma trova subito la difesa ben posizionata della formazione laziale e poi l'intervento di Giappa ha ritenuto regolare le proteste dei giocatori ospiti. In qualche modo De Oliveira ha provato a calciare, ad intercettare il pallone. Del Gaudio per Donin, lungo rilancio, l'intervento di Taborda ad anticipare Giappa.
16:55 al termine del match, 1-3 il risultato qui al Pallacicogna di Ponzano Veneto. Palla gestita male questa volta dalla Came, con Del Gaudio che concede il pallone, e poi c'è il tacco con Romano, parte il tiro con il piatto destro, la respinta del portiere Pietrangelo. Debole, comunque senza grosse velleità questo tentativo del numero 4 Romano. Parte il tiro, Taborda porta all'indietro il pallone, lo dà al portiere, lungo rilancio di Oliveira, poi dall'altra parte lunghissimo per Musumeci. Gli applausi comunque per questa iniziativa di dare velocità all'attacco della propria squadra da parte di Pietrangelo, ma palla che ora è tra le mani del portiere dell'Eco City. Walex chiude sul numero 99 Fantasele, anche lui ammonito. Sono due i moniti della partita, De Oliveira e Fantasele, tutti e due dell'Eco City. Eco City che ora è in difesa, cercherà in qualche modo di mantenere questo doppio vantaggio e, perché no, approfittare di qualche défaillance difensiva da parte della Came per incrementare anche il proprio vantaggio. Intanto invece la Came che sta cercando di accorciare le distanze. A 15:53 questa rimessa laterale da parte di Valex, si fa vedere Musumeci con Valex, pallone per Musumeci che se lo allunga, Letto lo porta bene, molto bene avanti, poi c'è Taborda, Bissoni, Fantasele dall'altra parte, ma la palla viene detta che viene giudicata fuori. Viene giudicata fuori questa iniziativa nuovamente da parte di Micheletto. Azzoni è pronto sul punto indicato dall'arbitro a rimettere in moto l'azione della Came. Musumeci mantiene il possesso, Valex si accentra, parte il tiro, però Fantasele non consente al pallone di fare tanta distanza, viene subito fermata l'opportunità di Valex, poi sbaglia tutto il numero 7 della Came. Pallone recuperato facilmente dai giocatori di David Marin, coach Marin che è sempre in piedi ovviamente a dare indicazioni ai propri giocatori, soprattutto a quelli che sono in panchina. Vediamo che sta dando indicazioni a Nem, che ora sta guardando i propri compagni dalla panchina. Pallone che viene messo fuori da Fantasele, rientra Luis Felipe per quanto riguarda la Came. Parte il tiro, non arriva la deviazione del giocatore della Came, ma l'ultimo tocco è di un giocatore ospite e quindi si riprenderà con una rimessa laterale dall'altra parte del fronte d'attacco. Palla messa in mezzo, la chiusura ottima, c'è la ripartenza di Fantasele e in qualche modo Pietrangelo gli chiude lo specchio. Un tocco che stava per ingannare il qui inquadrato Pietrangelo, che comunque in qualche modo è riuscito a respingere. Vedete, c'è bastato poco perché il pallone entrasse in porta. E poi nuovamente altra iniziativa di Bissoni, si fa vedere anche avanti Lara, ora il passaggio proprio per il numero 5 e i due non si capiscono e riconsegnano il possesso alla squadra di casa.
Vedete Silvio Rocha che consegna il pallone a Valex, dall'altra parte è pronto Luis Felipe, l'anticipo però, pallone recuperato nuovamente dai giocatori della formazione romana, lungo rilancio, ribalza il pallone, la protezione, la palla per Pietrangelo, vediamo che c'è il lancio per Musumeci, ma il pallone finisce direttamente sul fondo. Passano intanto i minuti con il doppio svantaggio per quanto riguarda la Came, vista dall'altra parte il doppio vantaggio di Fantessele che cerca di avvantaggiarsi con questa serie di dribbling. Fantessele ora scorre tutta in fase orizzontale il Palacicogna in lunga velocità per Wolex, mette il pallone in mezzo, il possesso di palla da parte ancora degli uomini di David Marin che in velocità provano centralmente con Micheletto, ma ora c'è Valex e viene giudicato falloso. E attenzione che c'è anche il cartellino giallo per il numero 5 Lara. Rivediamo l'azione e ammonito. Si tratta del secondo fallo anche per quanto riguarda l'Eco City Futsal Genzano, 2-2 almeno il computo dei falli. Valex, l'arbitro conta i passi per quanto riguarda la distanza vediamo che si sposta un po' più a destra il primo uomo in barriera, vale a dire Micheletto. Abbiamo Fantessele sul palo, Valex, parte il tiro, sbagliato completamente questa iniziativa di Luis Felipe. È riuscito a trovare la rete del gol, l'unico gol di questa serata per ora da parte della Came, però poi non è più riuscito ad essere pericoloso in questo secondo tempo dopo qualche altra occasione costruita nella prima frazione di gioco. Micheletto, Fantessele, si porta fuori il pallone, lo rincorre ma non c'è nulla da fare in questo caso. Palla che è riconsegnata agli uomini di Silvio Rocha a 13-14. Pietrangelo, palla lanciata in mezzo e poi ciabattata nel tentativo di fermare l'azione della Came. Esce Del Gaudio, esce anche Donin, anzi no, Donin, ecco lui il quale rimette in gioco l'azione. Musumeci, spalla alla porta, si gira, ora c'è la frontale, Donin, ancora Musumeci, pallone gestito malissimo e poi Musumeci, mangiandosi quasi il frattino, se ne esce dal campo. Giappa dà qualche problema alla gestione del pallone alla squadra avversaria di guida. Ecco City che esce da questa situazione riconsegnando il pallone a Luis Felipe. Donin, passaggio per Pietrangelo, vediamo se ci sarà il solito rilancio lungo, infatti è così e Giappa mette in apprensione il portiere che alza il pallone sopra la traversa. Il portiere vorrebbe una spinta ma guardando il replay non mi pare che ci fosse
Intanto palla che viene intercettata da Lara. 3 ammonizioni per quanto riguarda l'Eco City, 0 per quanto concerne la Kame, e c'è il fallo su Giappa. E a questo punto, se non sbaglio, andiamo a quota 3 per l'Eco City per quanto riguarda i falli. Discussioni con gli arbitri, come di consueto succede in questi casi. C'è chi dice che era tutto regolare, che invece è giusto il calcio di punizione. Comunque sia, la decisione è stata presa e quindi ora entra l'addetto per pulire, asciugare il parquet dopo la caduta dei giocatori. Donin più indietro di Guida, sulla sinistra Luis Felipe, sul secondo palo tutto solo Giappa. Pallone per Luis Felipe e ancora una volta palla che si alza sopra la traversa, questa volta un po' meno distante rispetto alla precedente, ma ancora una volta non sfruttato questo calcio di punizione. Nem cerca di agganciare il pallone, fa segno tutto ok al proprio portiere. Ripartito in velocità questa azione della squadra dell'Eco City Genzano. Pallone alto per Giappa, troppo lontano per poter essere preso questo pallone. Taborda, il numero 14, ancora con Nem, si fa rivedere Taborda, in uscita Pietrangelo, attenzione Donin, Giappa, parte il tiro e pallone che viene recuperato con le mani da Di Ponto. Palla che viene calciata alta e recuperata dopo il rimbalzo da Pietrangelo. Luis Felipe, Donin, slalom, poi si ferma, il tacco di Guida, Donin, su di lui c'è Nem, Donin, parte il tiro a giro, con la risposta con le mani in qualche modo del portiere ospite. Intanto vediamo che c'è a terra Bissoni, dovrebbe essere, sì, qualche problema fisico. Entra il fisioterapista ed è evidente che poi dovrà uscire e lasciare posto ad un proprio compagno. È già pronto De Oliveira, si è tolto il frattino, il giocatore con la maglia numero 11, ed ecco qui che va in panchina il giocatore. Donin, parte il tiro, ancora una volta questo tentativo. Abbiamo visto sicuramente un primo tempo giocato meglio da entrambe le squadre, dobbiamo dire. Diciamo che la qualità è un po' scesa in questa ripresa, giocatori che hanno dato molto anche dal punto di vista fisico. Vediamo Donin, parte Giappa e con il corpo la protezione alla propria porta da parte della difesa, con Donin in mezzo per Giappa. Luis Felipe avrebbe potuto tirare già direttamente, forse Giappa ha preferito questa ulteriore costruzione di gioco davanti. Luis Felipe con il corpo protegge il pallone, ancora Luis Felipe per Di Guida, sul palla che stava per entrare interviene De Oliveira che scaccia via. Rivediamo, pallone per Loris Di Guida ed eccolo qui l'intervento del numero 14 che toglie letteralmente il pallone dalla propria porta. Di Guida, pallone per Luis Felipe, è finito fuori, oltrepassato la linea
nera, e quindi regalato questo possesso nuovo per l'Eco City da parte della Kame. Taborda, rimpallo, Micheletto, rimessa laterale a favore della Kame. Treviso, Di Guida, Loris Di Guida ancora, pallone per Donini che se ne va in mezzo a due avversari, però capisce tutto Taborda. Taborda sbagliato poi il passaggio in velocità, ha cercato in velocità di sorprendere la difesa della Kame. Ormai siamo a 3/4 di partita che se n'è andata, mancano meno di 10 minuti. Donin, Di Guida, Giappa, Donin, pallone recuperato da Nem e poi De Oliveira in qualche modo. Attenzione, ci deve mettere il corpo Pietrangelo su questa iniziativa di Siddi. Ben confezionato questa opportunità da parte dell'Eco City, che ora può macinare nuovamente gioco. Ancora con Siddi, Nem, pallone per De Oliveira. E ancora Taborda che si lancia in avanti a recuperare il pallone di ritorno che gli arrivava dalla sinistra da parte di Siddi, e Taborda ci riprova nuovamente con questa incursione che abbiamo già visto pochi istanti prima. Vedete il triangolo di ritorno, il sinistro messo fuori dal giocatore della compagine romana. Taborda, De Oliveira, e vediamo che ci sarà la ripresa del gioco con la rimessa laterale. Perazzetta, vediamo il pallone per Di Guida. Perazzetta riesce in qualche modo a mantenere il pallone all'interno del campo, ma Nem stava per ripartire. Ora c'è Giappa che prova a calciare, ora Nem lascia il posto a Micheletto. Micheletto, Taborda, Siddi, De Oliveira, questi 4 giocatori di movimento in campo. David Marin, è proprio Siddi che prova a lanciare Micheletto, il numero 17. Anzi 77, pardon. Ovviamente Micheletto, con Di Guida ora che prova a trovare spazio, cede il pallone a Giappa. Perazzetta mette in mezzo, trova il portiere. Micheletto, ripartenza subito per De Oliveira. De Oliveira parte, il tiro respinto, si gioca freneticamente da una parte e dall'altra con Perazzetta, troppo lungo il pallone. Voleva un Perazzetta stile centrometrista evidentemente Giappa, ma non è arrivato in quella condizione il numero 17 della Kame, che ora deve difendersi da questo tentativo da parte di Fantessele. Attenzione perché si è fatto male Giappa, è rimasto a terra, ha preso un calcio da Fantessele che nel correre in avanti ha colpito la caviglia del capitano. Vediamo se tra poco userà lo schema del portiere di movimento la Kame.
gli applausi, è costretto ad uscire sofferente il giocatore bianco-blu. È entrato al suo posto Musumeci. Parte il tiro di Fantesele, che ci aveva provato precedentemente. Nulla di fatto, 8 minuti esatti, proprio 8:00 al cronometro del Palaciconia per Luis Felipe, che prova. Taborda e la parata da parte di Pietrangelo. Buone parate in questo match anche del numero 1 della Came Treviso. E ora attenzione, Luis Felipe porta avanti il pallone, poi il tiro, calcia direttamente in porta, ma non c'è nessuna deviazione, finisce fuori il pallone, rimessa dal fondo, quindi a favore degli uomini di David Marin. Pallone che viene messo fuori da Fantesele con il giochetto che cercava di portarsi in avanti la palla. De Oliveira esce, entra Romano. Di Guida, posizione centrale, Walex. Ed ecco qui il portiere di movimento, è entrato Donin a poco più di 7 minuti dalla conclusione. La Came proverà ad usare questa tattica, deve recuperare 2 gol di svantaggio. Ovviamente non è d'accordo l'Eco City Futsal Genzano, che vuole mantenere il vantaggio, vuole portare a casa dalla terra trevigiana 3 punti. Donin, Di Guida, palla ancora per Donin. Donin, parte il tiro, la deviazione sul corpo di Romano. Le indicazioni di coach Marin. Nel replay vediamo questo tentativo, pallone che viene già rimesso in gioco con Donin, è lui il portiere di movimento. Walex, Di Guida, Luis Felipe, Donin, pallone che ora per Walex, che si alza di testa, c'è il fallo di Donin, è stato messo a terra Fantesele. E la panchina della formazione ospite vorrebbe il cartellino rosso. Intanto viene ammonito appunto Donin a 6:14 dal termine. Terzo fallo, 3 per parte. Le discussioni dell'allenatore con l'arbitro. Avrebbe voluto, secondo me, un cartellino diverso di colore. Gli arbitri hanno deciso per il cartellino giallo. Giappa rientra anche Donin. In questa fase era rientrato ovviamente Pietrangelo. Possesso nuovamente palla per Walex. Di Guida, Walex, Giappa, Donin, parte il tiro, la chiusura di De Oliveira. Di Guida, Walex, Giappa, Luis Felipe, Walex. Sulla sinistra c'è Di Guida che vorrebbe il pallone.
ora forse arretra per farselo consegnare, invece si decide per andare per la parte destra e il pallone che va in rete. Musumeci, anzi Luis Felipe trova la rete del 2-3, viene accorciata ulteriormente le distanze a 5:23. Luis Felipe, si tratta per il giocatore con la maglia numero 8 di una doppietta. 2-3, partita che a questo punto è riaperta e c'è il fallo, attenzione, il quarto fallo. E comunque sia, anche nonostante siano ancora 5 minuti a disposizione, mette ancora il portiere di movimento la panchina della Kame. Valex di guida, Valex, pallone in mezzo, pallone che viene calciato e esce di pochissimo, sfiorata la quarta marcatura da parte dell'Eco City. Questa volta brividi per i tifosi di casa. Ora pallone che in qualche modo Romano cerca di mantenere in campo, non ci riesce. Di guida Valex, Donin, Valex, ancora palla per Luis Felipe, autore di una doppietta per quanto riguarda la Kame. Valex a 4:31 dal termine, continua il possesso di palla degli uomini di Silvio Rocha. Di guida Valex, rotazione di palla e poi Donin sbaglia completamente. Ora Fanteselle prova tutto da solo, Fanteselle in mezzo e c'è la palla ora recuperata da Luis Felipe in qualche modo e ci sono le proteste veementi da parte del pubblico di casa per quello che appena abbiamo visto, insomma, il fallo. Gli arbitri evidentemente hanno un certo tipo di valutazione, diciamo così. Rivediamo. È comunque proseguita l'azione, c'è il calcio di punizione, il quarto fallo anche per la formazione della Kame. Romano mantiene il possesso di palla, ancora Romano, e c'è la rimessa dal fondo, anzi si tratta del corner a favore dell'Eco City a 3:37. Partita riaperta con il gol con il portiere di movimento Luis Felipe. 2-3 a 3:35. Lungo rilancio, colpo di testa di Valex, poi il tiro più per liberare che per tirare direttamente in porta da parte di Fanteselle. Ed ecco qui nuovamente lo schema con il portiere di movimento, con Donin, si va a posizionare sul secondo palo Valex, Donin, passaggi laterali, ora Loris di guida, Luis Felipe, Valex, Luis Felipe, attenzione al tiro e lunga traiettoria che finisce sul fondo. Valex aspetta un po' troppo, vediamo Valex, parte il tiro, vediamo di guida Musumeci, anzi
Donin parte il tiro, incredibile, la palla è stata toccata all'ultimo istante, in qualche modo è uscita Donin il sinistro e poi l'ultimo tocco di Giappa dopo che il pallone era stato toccato da Di Ponto. La traiettoria beffarda è andata sulla gamba di Giappa, ma è andata fuori invece di infilarsi in porta. A 2:35 viene chiamato il time out da parte della formazione di casa. Le indicazioni di Silvio Roscia. Davvero è andata vicinissima la rete del pareggio pochi istanti fa la squadra di Silvio Roscia. Lo rivediamo, davvero sfortunata in questa serata di fine marzo, ultimo weekend. Intanto vediamo anche le indicazioni di David Marin. Si riprenderà con il possesso della squadra di casa, che va già a predisporsi con il portiere di movimento, che questa volta è Del Gaudio, non è più Donin. Deve velocizzare ovviamente l'azione la Came, perché trascorre il tempo. Luis Felipe calcia sopra la traversa, questa volta non trova lo specchio il numero 8, autore come detto di una doppietta assieme dall'altra parte di Olivera, ma è il gol di Romano che fa la differenza. Palla che è recuperata da Valex in qualche modo dopo che si era complicato la vita di guida. Valex, pallone all'indietro ancora per Luis Felipe. Luis Felipe cerca di trovare il gol del pareggio in questi ultimi 95 secondi. Parte il tiro e pallone che va in rete, con Taborda che riesce a trovare la via del gol. Taborda per il 2-4 a 1:29. C'è stato l'intervento sul pallone, almeno così ha giudicato l'arbitro, per questo gol che mette sicuramente più al sicuro la vittoria della formazione ospite, che ora si dovrà difendere in circa 60 secondi, 74 per l'esattezza. Vediamo gli ultimi tentativi da parte della Came in questo finale di partita, con il tiro di guida che viene toccato dall'ultimo giocatore della formazione ospite, e quindi Luis Felipe in possesso di palla con Walex parte il tiro, pallone che non viene più toccato da nessuno e quindi è a favore della squadra ospite. A 50 secondi dalla fine il gol sicuramente di qualche secondo fa di Taborda ha tarpato le ali per l'eventuale rincorsa verso il pareggio da parte della formazione della Came Treviso. Qui a Ponzano Veneto
una nuova sconfitta casalinga della squadra allenata da Silvio Roscia, che ora sta subendo questa iniziativa con questo tiro da lontano nuovamente della squadra di David Marin. 38 secondi di guida. Valex, vediamo se prova a tirare e in qualche modo arriva il gol. Giappa a 32 secondi va a realizzare il 3-4. C'è ancora qualche timida speranza per la squadra di casa, che ha una trentina di secondi a disposizione. Bisogna aspettare perché l'arbitro stava ancora parlando con il collega del crono e c'è la richiesta di time out da parte dell'Eco City. C'è il time out e quindi, come si fa di solito nel basket, si vuole andare a gestire gli ultimi 32 secondi. Non vuole regalare ovviamente nulla l'allenatore David Marin, mentre invece dall'altra parte Silvio Roscia sta dando ulteriori indicazioni speranzose ai propri giocatori. Sono solo 32 secondi di disposizione, c'è stato questo tiro, in qualche modo c'è stata la deviazione in porta, non sappiamo se di Giappa o proprio di un giocatore della stessa Eco City Futsal Genzano. Non abbiamo visto bene da queste ultime immagini. Comunque sia, il risultato di 3-4 a 32 secondi dalla fine, con il possesso di palla nella ripresa gioco per la squadra ospite. Vediamo che è Donin che fa il portiere, quindi tenta in qualche modo di mantenere diciamo, l'iniziativa della squadra di casa sul portiere di movimento. Tanto troppi palloni in campo. Vabbè, comunque mancano 27 secondi. Ultima tentativo davvero di questa partita della Kame, che in qualche modo è riuscita a offrirci questa situazione di gioco veramente di equilibrio fino alla fine del match. Con Donin c'è l'angolo a 9 secondi dalla fine, qui ci vuole evidentemente il tiro del venerdì sera. Vediamo se sarà di guida. Parte il tiro, pallone che finisce l'MLM verso la metà campo della Kame e non c'è più opportunità per rendersi pericolosa da parte della squadra di casa. Si conclude con il risultato che vede la vittoria degli ospiti per 4-3. È stata una partita davvero molto intensa, nella quale ci sono state diverse opportunità sia da una parte che dall'altra. Forse il risultato di parità sarebbe stato quello più giusto, almeno per quello che si è visto in campo, ma è chiaro che è mancata la capacità realizzativa degli uomini di Silvio Roscia, che non hanno saputo sfruttare tutte le occasioni che hanno avuto a disposizione. Bene, ribadendo il risultato qui dalla Pala Ciconia di Ponzano Veneto: Kame 3, Eco City Genzano 4. Andrea Martucci vi saluta, vi augura un buon proseguimento di serata e ringrazia come sempre la parte tecnica diretta da Italo Morao. Buona serata.